Comitini questa sera tombolata in segno di amicizia con i ragazzi dell'associazione Comete TS di Comitini? Sì, questa sera ci sarà la tombola organizzata dalla nostra associazione con il comune di Comitini che ospita il progetto SAI da tantissimi anni. L'intesa è perfetta e nei momenti significativi dell'anno come il Natale organizziamo delle attività insieme. La tombola è un momento davvero di condivisione e amicizia, non tanto per la tombola quanto per il significato dell'armonia che si crea. Quanto è importante la presenza a Comitini? Comitini è un paese accogliente, l'amministrazione comunale con intesa del signor sindaco è un'amministrazione che ha abbracciato veramente il progetto e accoglie i nostri ragazzi con amore, dedizione e si realizza l'effettiva integrazione. Il dirigente di Comitini diceva che si è popolata con i nuovi arrivi da parte di bambini del centro. Ospitiamo bambini, donne, famiglie ed è una risorsa per noi e per il territorio che, ribadisco, ha accolto il progetto in maniera eccellente. Guarda, ti faccio conoscere, se vieni, ti faccio conoscere anche La comitinese per la più piccola comitinese. La più piccola comitinese. Tra l'altro ricordiamo che dopo 50 anni a Comitini è nata questa bellissima bambina. Questa è la bimba questa è la comitinese Docchi, questa nasce nel 2024, nell'agosto del 2024, 25 quest'anno a Comitini. Dopo 50 anni abbiamo una cittadina che è nata a Comitini, la nostra piccola. Ma c'è Gasper. E quello è Gasper. E qua c'è Nancy. E Nancy. I nostri piccoli concittadini. Noi siamo orgogliosi di questo progetto, lo facciamo con molto impegno, lo facciamo con tanta serietà. Ci crediamo per quello che rendiamo da un punto di vista umano come servizio a questi nostri fratelli che arrivano dopo tante peripezie sulle coste siciliane e ci adoperiamo perché possano ben integrarsi non in Italia ma nel nostro tessuto cittadino, perché ci teniamo perché restino nella nostra città, perché riescano a costruire un futuro dignitoso che da un punto di vista umano possa portare quelle aspettative che nel momento in cui partono il loro cuore si aspetta.